Fausta, ho 71 anni e vengo da Mestre. La parola dalla quale partirei per raccontare la mia storia è, oltre che amore, amore uguale a Jacopo. Il giorno di Natale, 25 dicembre del 2010. A casa di amici, eravamo nella collina parmense. Jacopo era naturalmente a Londra, perché lui viveva da 2 anni ormai a Londra, dove lavorava e studiava, con la sua compagna, con Eder, e quel Natale lo stava trascorrendo a casa dei genitori di lei. E io lo sentii il giorno di Natale perché ci telefonammo, era il primo pomeriggio, noi eravamo a pranzo, lo chiamammo e quindi lo salutammo così. Avevamo già l'appuntamento, ci saremmo rivisti a gennaio e purtroppo poi verso le 7, le 8 di sera, non ricordo esattamente l'ora, ricevetti una telefonata da un'amica italiana che viveva a Londra, e la quale mi disse che Jacopo era stato ricoverato d'urgenza in terapia intensiva ed era stato messo in coma farmacologico. Quel coma farmacologico per me si era già tradotto: Jacopo non c'è più, e quindi andammo subito all'ospedale e lì ebbi la conferma di tutto quello che era successo. Purtroppo la crisi asmatica così fulminante aveva creato un successivo arresto cardiaco, non ci fu ossigenazione al cervello e quindi sopraggiunse la morte encefalica. Fu un'esperienza molto, molto profonda, emotivamente molto grande e positiva alla fine. È un assurdo, un paradosso, però devo dire che ho imparato tantissimo nel momento peggiore della mia vita. Perché ho deciso di narrare questa storia, di raccontarla? Perché è importante non tenersi dentro le cose. Non viviamo da soli, non siamo in una bolla, anche se adesso col Covid purtroppo in qualche modo ci dobbiamo essere. In fondo Jacopo mi aveva insegnato una cosa importante, che lui aveva ridato la vita. E quindi in qualche modo mi diceva: mamma, tu mi hai dato la vita e io l'ho ridata. Abbiamo dato la vita, continuiamo su questa strada. Sembra assurdo che io dica queste parole, ma il silenzio non ci stava in quel momento. Dovevo in qualche modo trasmettere questi sentimenti, questo tipo di reciprocità con l'altro.